realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo giovedì 26 marzo, sono le 17:30, si sono quindi concluse le contrattazioni in Piazza Affari. Partiamo da qui. Intanto vi dico che per l'Eurozona si chiude tutto in negativo. Partiamo da FTSE MIB, meno 0,85%, si chiude con una quota punti di 43.638, 7.771, così si chiude il mercato francese, meno 0,96% per CAC 40. Meno 1,33% per l'Ibex 35, la quota punti del mercato spagnolo è 16.940. Vediamo il DAX, 22.581 la quota, meno 1,64 la percentuale. Meno 1,41% per il mercato inglese, una quota di 9.964 punti. Vediamo lo Stoxx 50, ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una giusta percezione e ci dice questo, che si chiude con una percentuale del meno 1,54% e una quota punti di 5.562. Ma andiamo a dare uno sguardo anche oltreoceano. Andiamo Wall Street, Standard & Poor's 6.518 la quota punti, meno 1,12 la percentuale, negativo l'andamento anche per Dow Jones, meno 0,81%, 46.049 la quota, 23.846 è la quota punti per Nasdaq, meno 1,31%. Russell 2000-2508, meno 1,11%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 27,54. Spostiamoci per il valutario dollaro, 99,8, euro dollaro 1,15, il cambio sterlina dollaro è 1,33. Materie prime, parto dall'oro, non cresce, meno 2,74%, 4.382 dollari all'oncia. Differente la situazione per il petrolio, la percentuale la vedete è verde, positiva 4,21%, 95 i dollari al barile. Titoli di Stato, BTP Bund 94,550. Chiudiamo con le criptovalute. Bitcoin 68.806 dollari, vi leggo anche la percentuale, meno 3,50%, la percentuale per Ethereum è meno 4,91%, i dollari sono 2.061. E questi gli aggiornamenti per questo giovedì 26 marzo. Grazie, buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.